Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto al titolo, alcune volte bisogna avere il coraggio di dire addio. Ma prima di iniziare questa micropillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegara Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 abbiamo un percorso esoterico tenuto da Ildegara Marietto Veneziano, coadiuvato da Milas. Bene cari amici, questo è un titolo forte, un titolo che vuol far riflettere, perché alcune volte ci siamo, come si suol dire, imbattuti o aggrappati, o abbiamo incontrato quello che pensavamo che fosse la nostra anima gemella, forse perché eravamo un po' ingenui, forse perché eravamo troppo giovani, forse perché eravamo troppo attaccati a delle mentalità stereotipate, però sta di fatto che capita a un certo punto di svegliarsi una mattina e capire che non c'è più passione, emozione, e praticamente se è rimasto un'impalcatura, uno scheletro dettato solamente dai ritmi, dalle mappe mentali cristallizzate. E allora a quel punto lì una persona si guarda allo specchio e comincia a pensare, fa una grande pensata e di solito cerca una soluzione. Alcune volte si cerca di un rifugio in qualcosa di futile, qualcosa di banale, tipo un amante, tipo un altro oggetto che soddisfi i nostri desideri sensoriali e emozionali, però chiaramente questo non è auspicabile per il semplice fatto che si passa da un guaio a un altro. Bisogna creare qualcosa dentro di noi che ci dia la spinta per poter in un certo senso capire che abbiamo bisogno realmente dell'anima gemella. Di solito chiaramente quando ci rendiamo conto che noi siamo destinati a un addio, è questo la scintilla che ci dà il coraggio di trovare la nostra anima gemella, di andare alla ricerca di quella parte di noi stessi che completerà poi la nostra anima. Certo, è più facile dirlo fare, ma purtroppo, come diceva Osho, ci sono persone che perpetuano un giorno per tutta la vita, il giorno dopo uguale, il giorno dopo ancora uguale e via dicendo, e vivranno solamente un giorno tutta la vita. Questo lo si vede in molte coppie che praticamente sono dei coppie in colla giornalieri e non fanno nessuno sforzo per riuscire da questo loop infernale. Chiaramente questo ha un costo, perché nella prossima vita non è sempre detto che ritornino giù in uno stato fisico normale. Ci sono molte persone che purtroppo non si rendono conto che in questa vita hanno una grandissima occasione per poter cercare la propria anima gemella. È per questo che a volte bisogna trovare il coraggio di dire addio, mettersi davanti allo specchio e rendersi conto che noi siamo qui per cercare la nostra anima gemella. Tutto il resto è aria fritta. Tutti quei corsi che vi insegnano di andare a destra e a sinistra, diventare super gigolò, insomma i più belli del mondo, i più alti del mondo, leggi di attrazioni vari, non servono a niente se non sono coadiuvati a cercare l'anima gemella. Quindi perché alcune volte noi troviamo il coraggio di dire addio? Perché dentro di noi c'è quella scintilla che c'è sempre stata, che ci impone di andare a trovare la nostra anima gemella. Quindi quelle persone che si sono intrappolate dentro persone narcise, o persone che si sono affiancate a persone egoiche, o persone in un certo senso estroverse ma nello stesso tempo narcisiste, perché sono dei narcisisti nascosti, a un certo punto avranno questo campanello che le sveglierà e le farà cercare dentro di sé il coraggio di dire addio a una relazione stantia, per fare in modo che quel copia e incolla svanisca e comunque vadino nella direzione di questa forma di liberazione. Chiaramente è facile dirlo che farlo, perché chiaramente poi ci sono dei meccanismi che si sono costruiti intorno alla coppia, che sono le bollette, il gas, dell'acqua, il telefono, l'affitto, le varie responsabilità, che però purtroppo sono dei legami, dei legacci che non, in un certo senso ci limitano, ci cristallizzano dentro questo modello di schiavitù. Il vostro Marietto ha già messo nelle varie pillole, ad esempio nella 14, nella 15 e nella 16esima pillola, dei circuiti che aiutano a tagliare e a medicare, mettere dei cerotti su queste ferite che si creano col tempo in coppie che chiaramente non sono equilibrate, che non sono anime gemelle. Bene cari amici, il vostro Marietto
Finisce qui questa brevissima pillola del titolo "A volte bisogna trovare il coraggio di dire addio". Non è un invito a dire addio a tutti, ma è solamente un momento di riflessione per capire che noi abbiamo delle responsabilità verso di noi e verso la nostra anima gemella. Cari amici, il vostro manetto finisce qui, vi ringrazio di avermi ascoltato fino qua, vi chiedo di iscrivervi al canale di Legado Manetto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!